Devo parlare con la parla, se la parla tu, a tombole, a decorsa devo parlare. Guido Casagrande ci mostra come si è mosso il branco di lupi che l'altra notte ha predato uno degli asini nel recinto della sua proprietà, alle Ronce, in comune di Belluno, a una manciata di metri dalla sua casa. Così vicino a casa, cominciano a far paura. Abbastanza? Mi penso che sì, per tutti. Mi fa vedere, mi indica dove hanno ammazzato l'asino l'altra notte? Via sul recinto là, e la porta qua e la do in fianco al Noguer là, Noguer la tavola scura là. I resti dell'asino giacciono ora in una buca scavata nel terreno. L'aspetto più inquietante dell'ennesima predazione deriva dall'esito del tampone prelevato nelle parti lacerate della bestia, che avrebbe rilevato come non si sarebbe trattato di un lupo puro, ma di un incrocio. Questo spiegherebbe il motivo per il quale i predatori si stanno avvicinando troppo alle case. I lupi non sa che giri gli fai? Guarì a dormire di notte insieme per poter sapere. Quanti sono i branchi di lupo in azione fra la Vena d'Oro e la Valcicogna è difficile da sapere. E i lupi mi fa proprio stardolfia. Sì, che ne è abbastanza, non troppi, no. Super troppi. E allora non ti sa quanti che ne è. I timori si fanno sentire pure fra gli escursionisti che fuori di microfono manifestano apprensione. Il rischio è che la paura allontani i turisti, numerosi in questa fine di agosto, sul colle bellunese. Porcarie che basta. Costi lupi. Meglio le vacche come sapevano, noi lupi.